Un dato è certo, la campagna elettorale è iniziata, così come i veleni. In corsa per lo scranno più alto del comune di Agrigento ormai sembrano esserci l'attuale uscente Lillo Firetto e il suo predecessore Marco Zambuto. Ma sono in molti a pensare di prendere la rincorsa. Il gruppo degli autonomisti al comune di Agrigento, che fa capo a Roberto Di Mauro, è pronto a sostenere, almeno tra virgolette, la candidatura a sindaco di Lillo Pisano, oggi componente dell'ufficio di gabinetto dell'assessorato regionale al turismo, già consigliere comunale e componente di spicco a livello locale di Fratelli d'Italia. Questo è il contenuto quasi provocatorio di una nota stampa diramata dal consigliere Marco Vullo a seguito di un altro comunicato diramato sempre questa mattina ma da Fratelli d'Italia, che invece smentisce le voci di collaborazioni, intese o accordi. Il consigliere Di Mauriano invece sottolinea: sappiamo dell'incontro tenutosi a cena a Palermo tra Lillo Pisano e l'onorevole Di Mauro, insieme ad altri amici, sulle prossime amministrative ad Agrigento e dell'intenzione di intraprendere un'alleanza costruttiva, forte e competitiva per le elezioni comunali del 2020, che vada verso la scelta di una candidatura, una figura importante in assoluta contrapposizione con l'attuale esperienza amministrativa stampo Firetto. Ed ancora prosegue la nota di Vullo: la candidatura di Lillo Pisano alla carica di sindaco della città ci vedrebbe tutti d'accordo. Una provocazione che parte dal ragionamento: se voi ci ripudiate, noi per disprezzo vi amiamo tutti e raccontiamo al mondo dei nostri incontri.